siamo alle solite. La Regione può dare solo un grado di autonomia, che è quella amministrativa, e lo ha già fatto qualora Fassino non se ne fosse accorto. Imbarazzante e maldestro, così Bottacin liquida l'intervento del deputato del PD Piero Fassino, eletto nella circoscrizione che rappresenta anche la provincia di Belluno e che, a proposito della richiesta di un assessore trentino di liquidare il fondo dei comuni di confine, ha detto che quelle risorse non sono in discussione, ma che semmai in tema di autonomia la Regione Veneto dovrebbe in primo luogo applicare lo statuto che riconosce la specificità al bellunese. Apriti cielo. La Regione può trasferire l'autonomia solo per quello che ha, e siccome l'autonomia che hanno Trento e Bolzano è quella autonomia legislativa e fiscale che oggi la Regione Veneto non ha, è evidente che se non ce l'ha la Regione non può trasferirla alla provincia. Bottacin richiama i fatti espressi dai governi di centro-sinistra contro le province, dall'azzeramento dei fondi alla riduzione del personale, fino al tentativo di azzerarle del tutto con un referendum. L'assessore veneto lo rammenta al deputato Fassino, reo di non conoscere la situazione del territorio che lo ha eletto. Fa assolutamente sorridere, a meno che non ci sia il dolo e quindi ci sia un tentativo di strumentalizzare con parole chiave come autonomia l'argomento, cercando di far credere ai bellunesi quello che non è.